Buonasera e benvenuti allo Sport City. Questa è la finale della Supercoppa italiana della Serie A della Lega Calcio 8. Se la giocheranno i campioni d'Italia del Cotton Club in maglia nera e i ragazzi del Testaccio, vincitori della Coppa Italia. Oggi riparte la Lega. Buona Lega a tutti. Un nuovo pallone, un nuovo campionato che comincia, una nuova passione, ma diffidate dalle imitazioni. Questa è la Lega Calcio 8, buonasera e benvenuti allo Sport City, la finale di Supercoppa italiana. Se la giocano i campioni d'Italia del Cotton Club ed il Testaccio, vincitore della Coppa Italia. E dopo l'inno di Mameli, il Circolo Sport City è pronto per ospitare quella che in ordine temporale sarà la seconda gara della stagione della Lega Calcio 8, che è stata inaugurata cronologicamente alle ore 21 dalle vittorie per 4-1 del Football Elite Roma Nord contro l'Atletico Fiumicino nel primo turno preliminare di Coppa Italia. Andiamo in fretta e furia perché i giocatori già ultimano l'ingresso, appunto con i saluti di rito di introdurre le liste dei convocati per questo primo appuntamento della stagione, che vale già il primo trofeo, partendo dai ragazzi del Testaccio che schierano il numero 1 Boni in porta col 64 Colizza, 14 Giancarlo, 17 Giuliani, 27 Mancinelli, 13 Mazzesi col 3 Mirante, 16 Perucca, il numero 9 è Roversi, col 23 Alessio Starace, cugino del capitano Simone Starace, col numero 6 Daniele Tisei, tutti agli ordini come al solito di Valerio Broccatelli sulla panchina del Cotton Club. Manca Flaviano Pinna, l'allenatore è Alessio Piccheri, ai suoi ordini partono col 22 il nuovo acquisto Cichella, che non parte però titolare, va in panchina, col 4 Conti, 9 Forcina, 10 Giordano, 44 Innocenzi, Lefebvre è il 23 col 90 Mari, 6 Matozzo, Nolano è il 24 come al solito, il numero 2 è Tinazzi, in porta gioca Santarelli. Mirko, traiettoria. Dimenticavamo naturalmente in maniera colpevole il capitano del Cotton Club, il numero 21, il pallone d'oro di 2 leghe fa, Alessandro Zamperini. Il calcio d'inizio lo darà il Testaccio, che è stata squadra capace di mettere in difficoltà il Cotton Club sia all'andata che al ritorno, vincendo all'andata lo scorso anno in regular season per 1-0 e perdendo con tante defezioni, e solo alla fine per 3-2 al Ciriaci al ritorno, quando il Cotton correva per vincere la sua seconda regular season consecutiva. Ma questa è un'altra stagione che inizia, è un'altra storia che vogliono scrivere questi protagonisti, partendo però naturalmente da quella che è stata la storia della scorsa stagione, perché qui in campo troviamo i vincitori dello scorso campionato che portano
come di consueto il tricolore in petto e i vincitori della Coppa Italia, dovremmo dire a sorpresa perché era una neopromossa, ma ha dato il livello degli interpreti che in tanti anni si sono alternati su questi campi. Non è una sorpresa che il CJ sia arrivato in fondo in Coppa e che sia andato a pochi metri dal traguardo anche della finale in campionato, fermati solo dalla Golbet. E qui nel frattempo la gara è iniziata da un minuto circa, sempre 0-0 il parziale naturalmente tra Cotton Club e Testaccio Calcio 8. Sarà interessantissimo vedere quale tra queste due squadre prenderà il sopravvento con un possibile vantaggio iniziale, dato che sono due squadre che amano tanto controllare il gioco, controllare il possesso e i tempi della manovra. Hanno un po' segnato il Cotton Club, soprattutto in questi ultimi anni, un'evoluzione verso un diverso ritmo e una diversa prestanza in campo. Ce ne fa vedere qui un saggio Rocco Giordano che sulla sinistra viene affrontato da Starace, bravo a sradicargli il pallone dalle gambe, poi se ne va a ritroso costretto al retropassaggio da Mazzesi che, messo in difficoltà, rinvia deviazione tra le braccia di Leonardo Boni. Non ci fa niente, con l'espressione aggressivi, Il rinvio di Boni è sulla destra, Forcina è l'uomo più alto che rimane per quanto riguarda il Cotton Club. Starace ha giocato dentro per Mazzesi. Mazzesi in avanti, c'è la respinta della difesa del Cotton, Mirante ricomincia da Boni. Questo è stato il teatro dell'ultima gara in ordine di tempo del Testaccio in campionato. La Coppa Italia è stata vinta successivamente ai rigori contro il Footballate Roma Nord alla Stella Azzurra qui allo Sport City, prima che fosse rifatto totalmente il terreno. L'ultima gara con la sconfitta 4-2 contro la Golbet. Qui se ne va il numero 6 del Cotton, Matozzo, fermato forse con le cattive. Tisei da quest'altra parte a guidare la ripartenza. La palla viene allargata bene dal numero 9 Roversi, l'intervento in scivolata come al solito di Cristian Conti. È una chiusura che manda però la palla direttamente in corner. Se ne va ad incaricare uno degli specialisti del CJ, Simone Mirante. Col mancino palla probabilmente ad uscire. No, è fallo laterale dall'ultimo uomo che è Mazzesi. Si arrischia in un dribbling su Forcina, riesce poi ad andarsene, il tiro però col destro è malamente svirgolato. Mazzesi, che proprio in quella gara contro la Golbet Calcio 8 segnò una delle reti, la prima, quella che sembrava ridare speranza per una rimonta ai ragazzi del presidente Stefano Pappa. Mazzesi, uno dei difensori con la più alta percentuale realizzativa in Lega Calcio 8. Ce n'è un altro dall'altra parte, Cristian Conti del Cotton Club. Qui lo stacco di testa è irregolare da parte di Forcina, che ha spinto un avversario. L'arbitro ha visto che il possesso era passato al Cotton e quindi al quarto minuto punizione per il CJ dalla propria metà campo. Ancora 0 occasioni. Mazzesi e Starace fanno loro i centrali oggi. Manca Porcacchia, fido compagno di Mazzesi anche nel calcio a 11 con la maglia del Play Euro, è decisivo in quest'ultima giornata nella vittoria 1-0 in trasferta per i suoi colori. Un piccolo problema fisico e non è qui in campo. Il Cotton va centralmente. Occhio a Matozzo che impegna Boni al primo intervento. Rinvia come può il Testaccio, andando poi verso Mazzesi. Roversi, difficile compito di essere marcato da Conti, riesce comunque ad andare indietro. Il gioco stretto e corto del numero 23. Poi Mirante. Mazzesi controlla il piazzamento dei compagni, si prende il suo tempo, poi serve di nuovo Mirante sotto la nostra postazione. Buona la finta a convergere che però finisce per dare palla a Nolano, il geometrico Nolano. Gran tempismo sul contrasto, fallo guadagnato. Matozzo ha già battuto la punizione. Il Cotton tiene abbastanza alto il ritmo in questo avvio. Giordano fisicamente concede una ventina di centimetri a Starace. Chiedono fallo quelli della panchina del Cotton Club, con Cichella in prima fila insieme a Piccheri a dare preziose ed esperte indicazioni ai compagni che per ora si alternano titolari al suo posto. Nolano. Zamperini rischia e finisce per commettere fallo. Mirko, barriera. Circolo Sport City che detiene per misure del campo
appunto un record all'interno della Lega Calcio a 8, essendo il campo più largo e più lungo in tutto il circuito. Vediamo molto meno spesso tentare conclusioni dalla distanza su punizione. Qui scivola Conti ma riprende alla grande la posizione, fa partire il contropiede del Cotton Club con Matozzo che va da Forcina, chiedono il fallo di mano, Forcina calcia altissimo, Mazzesi si fa sentire con l'arbitro che va subito a placarne le proteste. Mirante chiede lumi sulla mancata decisione a avviso del Testaccio sul possibile tocco di mano di Forcina. Si è continuato a giocare. Zamperini indietro da Santarelli, il passaggio all'indietro è impreciso. Santarelli rinvia, Mirante di testa, staccare bene, poi Tisei, di prima Starace, idee chiare per il Testaccio, Tisei è chiuso, Roversi accompagna il pallone in un buon corner per il CJ. Manca Porcacchia che è uno dei saltatori principali di tutta la Lega Calcio 8, là in mezzo all'area, difensivamente per il Cotton si stagliano Conti e Zamperini. Quelli del Testaccio vanno comunque dentro, è proprio lo stacco di Zamperini a liberare, poi Mazzesi, probabile gioco pericoloso di Giordano ma si continua andando indietro dal numero 16, raso terra verticale, un po' rischioso ma è bravo Alessio Starace, la tiene incollata al piede il 23, di fronte a sé Nolano e tira, Santarelli in due tempi, non ha problemi poi a bloccare. Tinazzi in verticale, Tinazzi, Mirante stoppa, può anche tirare da lì, ce l'ha fatti vedere di questi numeri, soprattutto ai tempi del BM di Gianicolo, ha poi arretrato il suo raggio d'azione, prima col Football 8 Roma Nord, infine col CJ, è diventato quest'anno Testaccio, è diventato giocatore comunque più esperto e più di ragionamento all'interno del campo. Mirante che invece era molto più impulsivo prima, anche con qualche piccolo difetto caratteriale appunto nel controllo dei nervi. Zamperini in verticale il lancio ma è preda facile di Boni ed è sicuramente un gran duello quello a cui assisteremo tra un centravanti della caratura di Mirko Forcina e un difensore della forza di Filippo Mazzesi. Forcina in scivolata, s'applica anche in recupero, Giordano poi non riesce a completare il tackle, allora Starace indietro, di nuovo Mazzesi, lancio d'esterno, tacco volante, Conti controlla, Santarelli blocca, Tinazzi, Nolano, gioca a due tocchi da Conti, quindi a sinistra Zamperini, il lungolinea da Giordano che prova a fuggire, non ci riesce, gran recupero su di lui, Tisei riparte in gran numero qui il Testaccio, poi va a sprecare tutto non concludendo il contropiede cercando compagni dentro, ma con un tiro da lontanissimo di Simone Starace. È cambiato ora l'assetto difensivo del Testaccio, Starace è venuto a fare il centrale di centrocampo, è appena davanti alla difesa, Perucca invece fa adesso il difensore laterale. Siamo in tre, siamo. Uno dei tre. No, Calcio di punizione per il Cotton Club. Matozzo che se l'è conquistato, ma Nolano che ha posizionato il pallone con estrema cura, ma va ad allontanarsi ora e sarà quindi il numero 6 Matozzo a battere il calcio di punizione direttamente, immaginiamo, verso la porta di Boni. Il sinistro di Matozzo è radente al lato della barriera, ma non c'è problema per Boni che deve soltanto controllare con lo sguardo. Guarda, mandalo dentro, Lunghissimo il lancio, lo stop tentato da Tisei, ma davvero non è facile servire i propri attaccanti con palloni alti quando dietro ci sono difensori della stazza di Conti e Zamperini, che qui finiscono però per mettere in difficoltà Santarelli, che infatti rinvia malamente in fallo laterale. Logati.
Esce Mirko. Mazziesi. Rocche e Simone più stretti. Simo, bello, lascia me, bravo. No, Rocche. Scava un pallone sulla destra che Perucca prova a giocare dentro. Matozzo direttamente in verticale da Forcina, maestro nel proteggere il pallone ed in questo caso anche nel conquistarsi un calcio di punizione. Muovila. Contro il Football 8 Roma Nord, l'esordio del testaccio in campionato. Cotton Club che se la vedrà alle Ciriaci in un primo derby contro il Real Granella. Addirittura Conti dalla sua rincorsa, plausibile una conclusione diretta verso la porta. Preoccupato Boni ne mette comunque 2 in barriera, ma vedrà sicuramente partire il pallone. La seconda palla, alla respira. Parte Cristian Conti. È una gran botta deviata, un secondo intervento in scivolata di Mazziesi impedisce guai peggiori che un fallo laterale che batterà il Cotton Club dalla destra. 11 sul cronometro del primo tempo, ci avviciniamo alla metà della prima frazione, sempre 0-0, una partita tesa, non bellissima, con praticamente una sola occasione in cui Boni ha dovuto intervenire, 0 invece le parate di Santarelli, un pareggio tutto sommato giusto, prova a smentirci Nolano, ma lo fa con una precaria coordinazione, un tiro da centrocampo che finisce direttamente fuori. Perucca. Boni. Con i piedi non se la cava benissimo in questo caso. Di testa Starace. In gran confidenza da Mazziesi. Prende la mira per lanciare. Vanno a chiudere in 2. Conti fa sfilare. Rinvio dal fondo Cotton Club. Santarelli corto da Tinazzi. L'appoggio di Tinazzi. L'intervento di Conti. Durissimo. Dai, ha preso tutte e due, dai, era fallo. Dai, chiedi scusa, andiamo in barriera. Mirko, barriera. Mirko, barriera. Cristiano, va bene così, chiedi scusa, andiamo via. Fallo, ci sta, ci sta. Già detto, già detto, già detto. Rocchi. Intervento molto duro quello di Cristian Conti, che non tira mai indietro la gamba, anzi, se potesse interverrebbe con tutto il corpo a dar peso. L'ha fatto probabilmente in questo caso, non si è fatto male, per sua fortuna Alessio Starace è bravo nello staccarsi da terra. Rocco. Un dirigente del Cotton Club nel frattempo viene a ricordarci dell'assenza, giustamente, di Mario Artistico tra le fila dei campioni d'Italia. Si scaldano in molti in panchina, manca lui, ci sono meno giocatori in lista per quanto riguarda il testaccio. Spicca l'assenza di Porcacchi al centro della difesa. Vedremo molto probabilmente Ivan Giuliani entrare da un momento all'altro al centro dell'attacco. 3 in barriera, Mazziesi ci ha preso gusto e vuole calciare da lì, direttamente in porta. C'è Starace ad allungare la barriera del Cotton Club, posta a 3 da Santarelli. Mazziesi ne studia il piazzamento, è pronto a partire. Col destro a giro, colpisce proprio Nolano. Sarà calcio d'angolo per il testaccio. Ecco, vai. Rocco, la palla è tua. Del corner si va ad incaricare Capitan Simone Starace. Lo batte morbido sul secondo palo dove stava arrivando a chiudere Roversi, ben controllato dal movimento d'anca di Tinazzi che lo manda fuori giri, guadagna comunque fallo laterale per il Cotton Club. Matozzo parlotta nel frattempo con Piccheri qui sotto la nostra postazione. C'è qualcosa che non va nella fluidità offensiva del Cotton Club che ci ha abituato a ben altre trame in avanti, ma naturalmente siamo comunque alla prima partita della stagione dopo un'estate di vacanza per questi protagonisti che devono riprendere confidenza e sicuramente nel frattempo c'è il fallo di Mirante. Dicevamo, devono riprendere confidenza col campo. Manca naturalmente chimica di squadra. Non sono molto diversi da quei giocatori che hanno chiuso la stagione per quanto riguarda Cotton Club e Testaccio, perché il nuovo acquisto almeno del Cotton è in panchina. Trattasi di Cichella, un po' più rimaneggiato il Testaccio oggi. S'aggiunge Starace alla barriera del Testaccio, ne vuole 3 Boni. Conosce molto probabilmente le qualità balistiche di Fabrizio Nolano.
che da lì può calciare sia con le 3 dita che a giro sul primo palo. Si stacca Nolano, rimane Matozzo. Rasoterra battuta malamente questa punizione, poi forse un intervento in gamba tesa. È però di Matozzo la gamba tesa, calcio di punizione per il Testaccio. Quarto d'ora ormai scoccato, sempre 0-0 tra Cotton Club e Testaccio Calcio a 8 in questa finale di Supercoppa italiana. Dicevamo in sede di presentazione, nuovo pallone. Questa è la prima gara che si gioca col pallone direttamente edito dalla Gems appositamente per il calcio a 8. Conti, Nolano, Zamperini, Conti, non rischia, va in verticale da Tinazzi, stop e pallone subito pilotato da Matozzo. Allora ancora Tinazzi, Conti, varca la linea di metacampo offrendo un pallone a sinistra, dove c'è un malinteso totale tra Giordano che non arretra, Zamperini che non avanza. È fallo laterale allora per il Testaccio. Mazzesi, il lancio lungo sul petto di Zamperini che rischia ancora tanto. Allora Roversi sul corpo di Conti, secondo errore consecutivo di Alessandro Zamperini. Cazzo! Sottolineato dall'Imbeire, lo potete sicuramente sentire anche nell'audio di sottofondo di Alessio Piccheri dalla panchina. L'abbiamo visto impiegato molto spesso 2 anni fa come terzo difensore a destra Piccheri. Quest'anno più nelle vesti di mister, almeno in questa prima gara. Una buona idea qui di Mirante, non seguita da Starace che non riesce a stoppare bene. Matozzo gioca di prima, Mirante va a pressare addirittura sull'altra fascia Zamperini. Dimostra di essere in forma Mirante, che ha da poco firmato con il W3 Roma Team. Santarelli nel frattempo, malissimo il primo rinvio, poi il secondo col destro è direttamente sulle reti di protezione. Si è fatto un auto assist in pallonetto. Lo proteggi dall'attaccante. Oh, è un campo di merda, non è livellato, non diamo retropassaggi. Conti, altro rimbalzo. Conti scavalcato, Zamperini, Giordano. Va giù Giordano, esperto in una situazione dalla quale avrebbe potuto cavare probabilmente al massimo questo. Dà il possesso ai suoi e anche modo di respirare. Anche se, diciamolo, la partita non vive di ritmi indemoniati, come invece erano stati almeno nel primo tempo tra Atletico Fiumicino e Football Roma Nord. Qui Nolano, eccesso di foga, calcio di punizione. Fa finta di batterla velocemente Starace, poi ci ripensa. Arriva anche Mirante e la piazza lui stavolta. Probabilmente vorrà provare a colpire col suo mancino. Ci vuole un missile dei suoi per segnare da lì a Simone Santarelli, che ne ha messi comunque 3 in barriera. È una bomba quella di Mirante, c'è una deviazione di fronte a Santarelli, è il gol del vantaggio del Testaccio Calcio 8, la bomba di Mirante, 1-0. Fabri, vieni. Qui vicino a noi il prode Filippo Di Camillo, che aveva osservato e commentato la gara precedente, faceva ampi gesti prima di questo calcio di punizione, forse memore del fatto che tante partite nella Lega Calcio 8 a questi livelli in Serie A vengono sbloccate, soprattutto quando molto imbrigliate come quella odierna, da calci da fermo come quello tirato da Mirante. C'è stata una deviazione decisiva che ha messo fuori gioco Santarelli. Qui Forcina cerca un calcio di punizione, non gli viene concesso, ma è comunque fallo laterale per i campioni d'Italia, che si riversano immediatamente in avanti alla ricerca del gol del pari prima della fine del primo tempo. Tinazzi va a crossare malamente però lungo il secondo palo, dove nessuno attende. Buono Starace, inseguito da Forcina, calcia vicino alla nostra postazione, un brivido anche per l'iPad, ma la palla è in fallo laterale. È uscita praticamente a metà campo. L'arbitro infatti fa rettificare il punto di battuta della rimessa.
col Cotton che va da Cichella. Il primo pallone toccato con la maglia dei campioni d'Italia da Luca Cichella. Tinazzi, Conti, rasoterra, ancora sbagliando, molto lungo il Cotton Club, finisce per perdere tanti palloni nel filtro a centrocampo del Testaccio, che riparte ancora con Mirante, l'autore del gol dell'1-0, converge e va col destro, non è il suo piede, rischia una grande deviazione sotto porta il piccolo Alessio Starace, ma è sempre Mirante il fattore in questo inizio di gara del Testaccio. In questo primo tempo non trattasi qui di inizio di gara. Lungo il pallone su Forcina, una spizzata per nessuno, quindi Boni dall'altra parte. Diamo una voce a Mirko, solo e uomo. Aspetta! Mazzesi, altro lunghissimo lancio pilotato, dove stacca Tinazzi, costretto all'indietro, ancora calcio d'angolo. Fabio! Alessio Starace, Bravo Rocco! va corto da Mirante che ha il sinistro caldo, colpisce un avversario, era una buona idea quella di proporsi, deve correre poi velocissimo Mirante, coadiuvato però dalla chiusura in diagonale di Perucca, comunque irraggiungibile il pallone per il piccolo Rocco Giordano, in ombra come un po' tutto il Cotton Club, che sta sembrando ripetere per ora almeno la prestazione in finale con la Golbet, che fruttò uno 0-0, prova a uscire fuori Conti, è un grande assist quello per Forcina, che non arriva per questione di centimetri. Appena riesce a salire di giri la manovra, soprattutto il cervello della manovra del Cotton Club, a cui manca oggi Federico Blandino, motore, Conti, un gomito, e c'è cartellino giallo per Cristian Conti su questo stacco aereo. Ha fatto uguale, non l'ha ammonito. Ha fatto uguale, non l'ha ammonito. Arbitro per favore. Però se sta fuori, no, non ma di quello gli pare. No, sei un pezzo di merda, Lo puoi scrivere se è un pezzo di merda? Lo puoi scrivere se è un pezzo di merda? Simo, non ti abbassa troppo che la giocano. Secondo me è saltato un metro sopra il difensore nostro, un metro. Mazzesi calcia direttamente verso la porta, sembrava senza tanta convinzione, alla fine il pallone non va lontanissimo dall'incrocio di Santarelli, ma è comunque una conclusione da posizione impossibile. Velleitario il tentativo di Mazzesi, 120 secondi, forse qualcosa di più al termine della prima frazione, con il Testaccio Calcio 8, vincitore della Coppa Italia, che sta conducendo per 1-0 contro i campioni d'Italia del Cotton Club. Difficile dire se questo punteggio sia ai punti per adesso meritato, ma è sicuramente gagliarda la prestazione del Testaccio, spinto Conti dal piccolo Alessio Starace. Calcio di punizione, Giordano, messo un po' in difficoltà Giordano, prova ad andarsene, esce Mirante, il rinvio è deviato da quest'altra parte dove controlla Tinazzi. Cichella fa girare velocemente l'azione dalle parti di Zamperini, Cichella ancora, Zamperini non passa, poi va di prepotenza fisica, Matozzo, Cichella, assist dentro, Giordano non riesce nel controllo di tacco a seguire. Boni, Perucca, Starace è alto, ora il pressing del Cotton Club, c'è un calcio di punizione fischiato dal direttore di gara, rimane a terra Simone Starace. Si arrabbiano tanto i campioni d'Italia che dicevano di aver toccato il pallone in questa circostanza, ma rimane a terra Simone Starace, uno che non è solito fingere in queste situazioni. Fabio, Cristian, il centravanti viene a far sponda qua, chiamate voi, se cambiate di posizione rimanere, So che state a mettere d'accordo, L'importante è che lo fate veloce e rapidi, Eccolo Cristian. Mazzesi, il suo lungo lancio da fuori T6, frustrato il suo tentativo di coordinazione dall'intervento di un suo stesso compagno. Mirante, toccato, non c'è fallo, Cichella in mezzo a due, si attaccano Conti e Mirante dentro, rimangono a centrocampo, i direttori di gara non li vanno a dividere, si dividono per fortuna da soli. Dopo un confronto con Conti, Giordano indietro per Zamperini. Maurizio, ma addosso no, a giocare sì,
Lungo lancio verso Boni, duplice fischio del direttore di gara che serve soprattutto a far calmare degli animi esagitati in questo finale di frazione. A pezzo di merda! A pezzo di merda! Capitano! Ma io c'è il sangue in bocca, quello È un pezzo di merda, è un pezzo. Tutto pronto alla ripresa delle ostilità, c'è il Testaccio Calcio 8 in vantaggio per 1-0 nella finale di Supercoppa italiana contro i campioni d'Italia del Cotton Club dal Circolo Sport City. Questa è la gara che inaugura a tutti gli effetti la stagione 2016-2017 della Lega Calcio 8. È stato risolto il diverbio che c'è stato in chiusura di prima frazione tra Cristian Conti e Simone Mirante che è stato anche l'autore del gol dell'1-0 con il quale appunto il Testaccio sta conducendo contro il Cotton Club, punteggio che finisse così la gara, manca naturalmente tutto un tempo ancora, replicherebbe quello della vittoria nella gara d'andata di regular season dell'allora CJ contro il Cotton Club, gara di ritorno che si è conclusa invece 3-2 per il Cotton Club. Qui c'è Cichella che è il nuovo acquisto del Cotton, l'unico nuovo acquisto del Cotton Club, che subisce fallo, l'azione è già ripresa, palla a destra per Matozzo, buono il dribbling, trattenuta di Mirante, calcio di punizione ed eccolo, cartellino giallo. Matozzo che non ha calciato delle splendide punizioni nel primo tempo, riuscendo quasi mai ad alzare palla da terra. Zappe, guarda, giro palla, ti pressa, non fare sempre solo questo, anche di prima verticale, di prima, Ma è ancora lui, è ancora Matozzo. Simone Matozzo in maglia numero 6 a calciare la punizione per il Cotton. Stavolta è buona e gira, deve superarsi Boni. Battuto velocemente il calcio d'angolo, è da ribattere. Boni è andato a cozzare contro il palo nel suo tentativo disperato, ma riuscito alla fine di impedire la trasformazione di Matozzo, che aveva tirato stavolta una gran punizione, riscattando tutte quelle malamente calciate nella prima frazione. Simo, davanti 4 metri a Tattinazzi. Verso sinistra, Simo. Verso sinistra. Verso sinistra, Simo. Parte Cichella, la palla è lunga sul secondo palo, lo stacco di Zamperini a rimettere dentro da Cichella che la rinvia direttamente verso le piscine dello Sport City. Palla, Simo, la respinta deve ascoltare Tinazzi. La palla c'è la fine di prendere il gioco, arbitro. Questo è tempo Arbitro. Mirante, rimessa laterale sulla testa di Perucca. T6 combatte e lo fa bene in mezzo al campo perché riesce a mantenere il possesso per i suoi, tornando da Mazzesi che rilancia senza guardare, trovando una deviazione. Santarelli deve bloccare e far ripartire Alessandro Zamperini, subito pressato. Questa è una giocata che sta funzionando alla grande per quanto riguarda il Testaccio. Zamperini subito pressato da uno o due uomini, una delle fonti dei campioni d'Italia, e quindi presto bloccata. Forcina, Cichella prova ad illuminare andando da Tinazzi, converge Tinazzi tornando di nuovo da Zamperini. Col sinistro va da Rocco Giordano, tutta mancina l'azione da Matozzo, buono l'assist dentro, scivola ancora una volta Forcina. Si sono lamentati qualche giocatore del mancato livellamento di un terreno di gioco che, ve lo diciamo, è stato praticamente ultimato circa una settimana fa. Nuovo di zecca per queste prime gare di Serie A della Lega Calcio 8. Ricordiamo il 26 settembre, lo start del campionato, lunedì prossimo, quando il Cotton Club ospiterà al Ciriaci i campioni della Serie 2 del Ciriaci, ripescati in Serie A dalla Serie A2, il Real Granella. Sfida invece che rievoca la finale di Coppa Italia per il Testaccio contro il Football 8 Roma Nord. Qui Forcina in area stoppa, viene toccato dal difensore, per l'arbitro non è calcio di rigore.
Intervento di Cichella sul pallone, lasciano correre anche in questo caso, si alza il tenore fisico, agonistico, atletico della gara, prova ad uscire fuori il Cotton, ma è Starace a giocare bene in avanti per il numero 17 che la riesce a portare fino all'intervento di Conti in scivolata, poi Zamperini per andarsene bene, possibilità di riproporre da quest'altra parte, ma Starace è un muro e si ferma poi sapientemente rallentando di nuovo ed andando da Perucca. Mirante prova a saltare Matozzo, la manda direttamente in fallo laterale. È entrato nel frattempo Ivan Giuliani, non lo riconoscevamo dalla nuovissima capigliatura. Eccolo lì, in maglia numero 17. Zamperini, Giordano, chiudono in due anche su di lui. Giordano, partita di grandissimo sacrificio per ora quella del Testaccio. Qui Cichella se ne va in un fazzoletto e riesce a servire a destra a Tinazzi. Di nuovo convergendo da Matozzo che controlla e lascia partire un sinistro carico di coordinazione, denso di potenza ma poverissimo di precisione. Allungagliela, credici, c'è una gamba che è il doppio della sua. Sali Luca, Mazzesi. scivola di là, Zampe scivola di là, Zampe scivola. Stacco di testa di Mirante. Zampe. Zamperini spalla con Giuliani. Che duello! Il fallo laterale per il Testaccio. Giuliani l'ha battuto velocemente da Alessio Starace col tacco dentro. Dall'altra parte serve una tempestiva uscita di un attentissimo Santarelli. Vorrebbe ricominciare velocemente l'azione il Cotton Club. Lo fa andando da Zamperini. Cichella in verticale, Matozzo con un tocco involontario comunque dal capitano che cambia gioco dall'altra parte. Tinazzi, Matozzo, di nuovo Tinazzi, dribbling secco di Tinazzi, Cichella, di nuovo Zamperini, avvolgente ora la manovra del Cotton Club che prova velocemente a cambiare fascia. Giordano in qualche modo riesce ad andare da Matozzo che può servire lì vicino. Zamperini finta il tiro, è contrato però da un uomo che gli si francobolla addosso. In seconda battuta come al solito Starace. Il fallo laterale di Zamperini è su Matozzo, si fa ingolosire dalla conclusione, poi non c'è fallo, allora il Testaccio a contrasto su Giordano, la nasconde per un attimo Giordano, riesce ad andare da Cichella che offre dentro ancora, serve una grande e soprattutto coraggiosissima uscita di Boni. Simo. Cristiano. Concentra la seconda punta centrale. Fabio. Con due punte centrali che giochi un po' più largo. Svetta sta stretto, Cristiano. Con le due punte rimani difensore centrale fisso. Zamperini sta per battere una rimessa laterale in zona offensiva. La palla non va in area di rigore ma viene ceduta a Giordano al lato corto. Ha due uomini intorno, è difficilissimo girarsi. Allora Giordano si prende un calcio di punizione. Zappe, vai a saltare, batte Luca! Simo, verso sinistra. Accorcia Simo, accorcia! Due in barriera di fronte a Luca Cichella, la scelta per l'ex Checco dello Scapicollo Roma Calcio 8 GSA, se andare direttamente in porta o per un cross dentro. Cichella va dentro, Boni è attento sul suo primo palo, poi il rinvio di Perucca su Tinazzi che non deve sbagliare perché è ultimo uomo, infatti va sul sicuro da Matozzo, 1-2 che si chiude con Zamperini, Matozzo da Giordano, grande azione del Cotton Club in area di rigore, Giordano serve l'intervento risolutivo di fronte alla linea, poi ancora palla dentro, la coordinazione di Conti, poi la scivolata, una mischia furibonda, rimane lì l'arbitro, fischia fallo e ferma tutto. È rimasto a terra Mazzesi, va a dargli una mano Forcina a rialzarsi, si danno i 2 il 5. Buona Gri. Rocco. Mazzesi. Così. Lungo rinvio, spizzata che stava per mettere in difficoltà Santarelli, che si salva in corner. Rocco, su.
su, rimani su. Sarebbe stata una clamorosa autorete quella di Tinazzi. Non corpo. Anche perché di autorete si tratta anche nel caso del gol del vantaggio, che per ora ancora resiste del Testaccio. Fabio. Corner ora per i ragazzi in maglia bianca. È uno scambio corto che prosegue all'altezza del limite dell'area con un nuovo corner guadagnato, stavolta da Daniele Tisei, uno dei migliori in campo per ora. 7 minuti iniziati. Tisei. Lo scambio è buono, la palla va fuori ancora. Per il destro non è il suo piede. Mirante infatti ritarda la conclusione. Occasione ghiottissima che svanisce nel nulla per il Testaccio. Luca, se fanno lo scambio esci tu. Se fanno lo scambio. Tisei? Di nuovo una palla fuori, non controlla il Cotton Club, gli inserimenti all'altezza del limite. Mazzesi ha sparato malamente. Qui Giordano va a sfidare in velocità Perucca che chiama all'uscita Boni, che s'accartoccia sul pallone. L'ex portiere di BMD ed M Servizi Gianicolo a giocare corto. Il lungo cambio di gioco Zamperini a travolgere Tisei, che aveva però preso posizione senza guardare più il pallone. L'arbitro non dà infatti calcio di punizione, ma sarà fallo laterale per il Cotton Club. Zamperini. Tocca Starace su Giordano, nuova rimessa laterale di cui si incaricherà ancora Alessandro Zamperini. Cotton Club che è da tutto il secondo tempo in proiezione offensiva, ma che fatica a creare dalle parti di Boni, soprattutto come in questo caso, quando sono azioni troppo individuali a caratterizzare gli attacchi dei campioni d'Italia. Simo, stretto a 2, De Luca. Boni da Mazzesi. Luca. Vai, Capitan Starace, dovremmo chiamarlo anche presidente ora che si è preso in carico dal momento del cambio di nome della società, appunto da CJ a Testaccio, anche della responsabilità di essere primo tifoso, tra virgolette, del Testaccio. Tinazzi. Non arrivano i cambi dalla panchina del Cotton Club che preferisce attendere. Conti. Matozzo. Cichella si è abbassato a destra a coprire la sovrapposizione lunga di Tinazzi. Matozzo va da Forcina, la copre bene stavolta Forcina che si gira, bomba di potenza alta sopra la traversa. Simo centrale, così. È la prima gara anche per noi, dobbiamo tornare in temperatura, così come accade per i giocatori della Lega Calcio 8. Sull'uno contro uno piuttosto temporeggi. Solo in sicurezza anticipi forte, Palleggio. Sicuramente qualche cambio da un minuto, da qualche minuto. In qualche minuto, scusate, lo vedremo dalla panchina del Cotton Club. Zamperini, anche perché Piccheri continua a dare indicazioni che non sembrano essere granché seguite in campo per ora. Conti, di testa da Tinazzi. Sali Simo, sali! La tiene varcando la linea di metà campo, eccolo uno dei nuovi ingressi, è Davide Lefebvre. Dal fondo il cross, la lascia Liboni, non arriva Forcina. Luca, sali! Può ripartire da quest'altra parte il Testaccio e il capitano Starace a portare su questo contropiede dove non è lucido però Giuliani, è bravo Conti da quest'altra parte. Matozzo scarica il sinistro, ancora Boni a due mani. Ora il Cotton Club prova anche con la forza dei nervi, prova anche con conclusioni dalla distanza, eccone arrivare un'altra molto più simile a una trasformazione rugbistica. Questa conclusione di Zamperini. Time out chiamato dal Testaccio, ne approfittiamo per una piccola pausa. Pronti a rientrare in presa diretta dal Circolo Sport City, dove siamo giunti praticamente a metà della seconda frazione, laddove nella finale di Supercoppa Italiana il Cotton Club sta perdendo contro il Testaccio. Calcio 8 decide la rete di Simone Mirante. Testaccio calcio 8 che dopo aver pareggiato 5-5 in finale di Coppa Italia aveva sollevato proprio quel trofeo che l'ha qualificato a questa gara ai calci di rigore. Cotton Club che invece dopo aver vinto la regular season ha vinto sempre ai calci di rigore lo scudetto che porta sulla maglia contro la Golbet calcio 8. Qui Mirante lotta contro tutti, davvero ammirevole per ora la prova del numero 3 e del Testaccio che torna in difesa a missione semicompiuta. Tinazzi, Cichella, porta palla il 22, Zamperini,
Forcina. Chiamano calma dalla panchina del Cotton Club. Hanno fatto però rientrare Nolano a dare più geometria a centrocampo, dove Cichella serve Zamperini. L'assist dentro è subito però chiuso. Bravo Grillo. Giuliani col petto, Conti di testa, la palla non riesce a toccare terra, mette ordine ora il Testaccio, con Giuliani che trova una gran palla per Tisei che gliela dà di ritorno, serve un super intervento di Conti su un'azione forse un po' casuale, ma dove il Testaccio ci ha fatto vedere tanta intesa, tante qualità individuali. Perucca aveva scavato un buon pallone dall'altra parte, Mirante può caricare, il sinistro lo fa a centimetri dalla traversa. Ed è ancora Mirante, il fattore di questa gara è un ex, tra l'altro Mirante avendo giocato parte dello scorso campionato, le prime gare con il Cotton Club, poi la decisione di raggiungere i suoi amici e compagni di squadra anche al di fuori della Lega Calcio a 8, direttamente al CJ. Tisei, cambia fronte, è ancora Mirante, il suo cross dentro, arriva in ritardo all'appuntamento col gol Giuliani. Santarelli, Starace di testa, Patrick Mancinelli, energie fresche per il Testaccio, lucido Starace, veloce di 6 a dare a Giuliani che vuole ancora il suo capitano. Conti con qualche rischio porta a casa calcio di punizione. Santarelli, Tinazzi, Cichella, Capitan Zamperini, Forcina, spizzicato il suo tentativo che giunge comunque a Cichella, bravo a cambiare fronte, e Tinazzi perde un tempo di gioco, manca qualcosa al Cotton Club per giungere velocemente in attacco, se ne accorge il Testaccio che alza il pressing, poi Tisei va a trattenere l'avversario, si porta via il pallone, cartellino giallo per il numero 6 del Testaccio. Deve fischiare il direttore di gara avendo ammonito. È rientrato nel frattempo Roversi, fuori Ivan Giuliani, spezzone di gara per lui. Lì davanti non è riuscito a ritagliarsi lo spazio per conclusioni pericolose. Tinazzi sul rinvio a campanile di Mirante, Cichella la domestica come può. Tisei è uomo ovunque, Zamperini prova a chiuderlo, ma è fallo laterale per il Testaccio calcio a 8. Vedete davanti alla panchina, portala dietro. Se stava a giocare un po' più, Perucca, Mazzesi alza un campanile che esce direttamente dalla recinzione di gioco. Prosegue il suo riscaldamento Mari. Zamperini, Conti, quasi 18 sul cronometro della ripresa, sempre 1-0 Testaccio, Continazzi che non subisce fallo, quel contatto che invece chiedeva fallo laterale Testaccio e cartellino giallo per Lefebvre, proteste reiterate davanti al direttore di gara. È dall'altra parte del campo, abbiamo immaginato fossero proteste reiterate, quelle del principe Davide Lefebvre. Qui Forcina a lottare, riesce ad andarsene Forcina, chiamano fallo dalla panchina del Cotton Club, non se ne vede il direttore di gara ma Conti ha già recuperato. Ora funziona meglio il pressing alto dei campioni d'Italia che al lato corto vanno a contendere un pallone che si tramuta in un corner. Calma! Lo batte direttamente rasoterra Conti, la palla viene rinviata direttamente oltre il recinto di gioco, ne arriva uno velocemente, Conti che aveva battuto il corner va in area di rigore a staccare, la batte Nolano senza che fosse rispettata la distanza, ma è di nuovo calcio d'angolo. Nolano la batte fuori da Lefebvre che cicca malamente. Tinazzi deve ricominciare da Santarelli, urla disumane giungono dall'area di rigore del Testaccio dove si è rischiato l'impossibile su quel destro davvero malamente provato da Lefebvre che ora fa davanti la punta di peso insieme a Conti.
e insieme anche a Forcina gioca con 3 attaccanti pesanti. Praticamente ora il Cotton in avanti e lancia per una spizzata di Lefebvre, nessuno va a giocare dietro. Allora Boni a prendersi d'esperienza tutti i secondi utili al testaccio per mandare in porto una gara nella quale mancano 6 minuti al termine, 600 secondi, e Mirante, l'autore del gol dell'1-0, va a conquistarsi, vediamo cosa, no, c'è un giallo per Mazzesi dato a distanza. Zappè, chiami dinanzi, attacca da nuovo. Al 20esimo. Fallo laterale Mirante, petto di un compagno, palla che giunge dall'altro lato. Sono sempre belle, creative queste idee offensive del CJ, ma tante volte troppo arzigogolate nella parte conclusiva. Il Cotton Club agisce prevalentemente da qualche minuto a questa parte, invece con lanci lunghi, avendo aumentato il peso specifico del proprio attacco. Calma! Calma! Partita orgogliosa del testaccio, sono i simboli di questa squadra, e Starace, Mazzesi e Mirante, che stanno per ora conducendo appunto gli altri compagni a una vittoria, sarebbe storica, contro questo Cotton Club. Starace per suo cugino, poi Mirante, doppio dribbling, singolosisce andando contro Conti che subisce fallo, s'arrabbia poi. Zappe! Giallo anche per Alessio Starace. Tino, lascia Cristian! Cristian, batti tu! Cristian, fa allargare Tinazzi e batti tu, Cri! Batti tu! E fa allargare Tinazzi! Fabio, allargati! Semmai è stop e cross, o Zapperini o Fabio! Ecco. Conti corto da Tinazzi. Conti ancora. Bravi! Cambio lunghissimo di gioco Giocala! su Davide Lefebvre. Semplice, ancora! Zamperini sbaglia, la pressione infinita di un uomo che oggi ha 4 polmoni, lo vedete qui sotto la nostra postazione, è Daniele Tisei, che va a pressare anche su Matozzo. Uno tra Nolano e Conti, Simone a fare accordo qui, non c'è molto tempo per il Cotton Club, Conti lo sa, va infatti in verticale, da Nolano che si è abbassato, provano con un tema fatto di fraseggi corti, poi eccolo il lancio sulla sinistra, Zamperini si impegna per tenerla dentro, ora attorniato da 2 uomini, poco, si attardano ad arrivare ai rinforzi. L'ultimo tocco è del capitano del Cotton Club, rimessa laterale che è ossigeno puro per le speranze del testaccio. La rimessa su Roversi, lo stop di petto, vanno in 2 in gamba tesa, l'arbitro decide di optare per il lasciar correre, allora Roversi ad allungare il contropiede dei suoi. Oh, ce ne avessi fischiata una a favore, oh! S'accontenta della rimessa laterale Roversi, che era stato un tocco di un giocatore del Cotton Club. Starace Semicco, Davide a sinistra! da Mazzesi, che chiedeva scarichi dietro per questo suo solito proverbiale rinvio. Zamperini cerca un movimento, deve ancora optare per una fiondata lunghissima sul petto di Forcina, chiedono un intervento col braccio in area di rigore di Mazzesi, che manda tutti a quel paese. Si continua, Conti, Tinazzi, Sali Nola! altra preghiera lanciata dentro da Tinazzi, Forcina, lo stop, la solita azione, adesso ne ha 3 addosso, allora Matozzo calcia, colpendo in pieno il numero 16, Calmo! Perucca, calcio d'angolo Cotton. Oh, Nola, bravo! Nola, più su! Matozzo, soliti assembramenti in area di rigore, parte Matozzo ad uscire con una deviazione, si coordina Conti, altra palla solo sfiorata però, poi un campanile alzato da Roversi e lì praticamente è un altro corner, ma è corto per il Cotton Club, che dovrà andare verosimilmente ad una rimessa laterale lunga dentro. Così fa Matozzo, nessuno la tocca tranne Zamperini, che era tutto solo di fronte a Boni. Prendi posizione! Nola qui! Oh, questo è altro recupero! 3 minuti di recupero, dice il direttore di gara. Il nostro cronometro, non eravamo ancora giunti al 25esimo, ma è evidente la discrepanza che c'è con l'unico cronometro che conta qui, è quello dell'arbitro. È chiuso! Bravi! Tisei protegge alla grande questo pallone, poi Forcina allarga la Lettone per riuscire a tenere il possesso, fallo laterale perché si impegna su di lui Perucca, era un assalto all in the box per
il Cotton Club che lascia dietro solo Conti. Matozzo è pressato, la tocca Starace, deve accelerare i tempi anche Santarelli, l'estremo difensore del Cotton Club. L'azione che riparte da Conti, sale senza pressione, può servire in verticale dove c'è un tocco e un calcio d'angolo per il Cotton Club. E ora sì, tutti dentro l'area di rigore di Boni. Simo, concentrati. Se n'è andato un minuto dei 3 assegnati dal direttore di gara appunto una sessantina di secondi fa. Ed è sempre 1-0 Testaccio. Corner Cotton dentro con una spizzata. Nolano si coordina, deviazione. Ancora un'altra mischia in area di rigore. Arriva Matozzo da dietro. Zamperini si impegna con un cross che è solo rimessa dal fondo, senza deviazione del Testaccio. Arbitro, Zappè, esci. Cristian, Dentro anche Giordano. Tutto il peso offensivo del Cotton Club. Cristian, torna al centrocampo, fidati. Tinazzi usa il fisico con mestiere. Poi Mirante. È pressato da dietro Mirante, riesce a portarla fino a T6, ancora per Mirante il pallone, la può chiudere Mirante. C'è l'intervento volitivo di Giordano, quasi scaduto il secondo minuto di recupero conferito dal direttore di gara. È sempre il gol del numero 3, il terzino sinistro del Testaccio a decidere questa finale di Supercoppa italiana per ora. Fallo laterale, rimane a terra un giocatore del Testaccio, ha subito probabilmente un pestone, ha battuto velocemente Nolano andando da Santarelli. Si è rialzato velocemente il capitano del Testaccio Starace. C'è un fallo laterale che è una touch per il Cotton Club. Giordano vuole battere velocemente e va da Fabrizio Nolano. Palla girata da Fabio Tinazzi. È un cross dentro l'area di rigore, una spizzata, lo stop in area di rigore. Prova una coordinazione, poi Giordano, cadono tutti a terra, l'arbitro non fischia. Arriva il fischio del direttore di gara. È calcio di punizione dal limite dell'area per il Cotton Club quando manca nulla al termine. Non siamo riusciti ad evincere subito le intenzioni del direttore di gara, che correva verso il punto di impatto tra Giordano e un avversario in difesa per quanto riguarda i ragazzi in maglia bianca. Temevano forse addirittura l'estrema punizione, quelli del Testaccio, dato che siamo vicinissimi al limite dell'area di rigore. Ma no, solo calcio di punizione. Santa, gioca più. Simone, sulla palla. 4 in barriera, 1 sul secondo palo. In poche parole, tutto il Testaccio a difendere un fondamentale vantaggio in quella che sarà molto probabilmente l'ultima azione della gara. Nolano sul punto di battuta, la lunga rincorsa. Nolano prova a piazzarla, c'è una deviazione, Nolano corre indietro a prendere il pallone e lo rigioca velocemente in area di rigore dove c'è il rinvio del Testaccio. Santarelli è fuori, ma è l'ultima palla del match. Esplode la gioia dei giocatori del Testaccio che vincono la finale di Supercoppa italiana contro i campioni d'Italia del Cotton Club. Decide la rete nel primo tempo di Simone Mirante allo Sport City, la prima gara dell'anno, finisce 1-0. Dell'anno non è in ordine di tempo perché sarà giocata prima la Coppa Italia, ma è il primo trofeo che si assegna e ricominciano laddove avevano terminato, vincendo la Coppa Italia. I calci di rigore, oggi non c'è stato bisogno dei calci di rigore appunto, è bastata la rete di Mirante per l'1-0. Vince la Supercoppa italiana della Lega Calcio 8 2016-2017 e ritira la Coppa il capitano Simone Starace, il Testaccio Calcio 8. Ma che bevuetene tutti! Ma che bevuetene tutti! Sì, però stanno a scendere. Capitano! Simone! Simo? Ma aspetti un secondo, Ok. Cioè, andiamo tipo vado. Perché andiamo? Perché io ti sto a schiavizzare così. Ti ringrazio, Fili. Io non potevo fare tutte e due. Ah sì, se ne sono voluti andare. Simo, devo fare il giro perché qua hanno sbarrato la porta l'ultima volta che sono entrati.
Bravo Ale. Tu lasciala, io la dico. Ti giuro che te m'hanno subito affato. Ma come la domanda che mi ha scrivere? Non te preoccupare. E cambio Sigge Testaccio, come vince da presidente? Una cosa simpatica. Aspetta che mi muovo io perché la luce ce la devi in faccia bene te.